Fino ad ora tutto a posto, c'è la voglia di continuare, mantenere la vetta. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Fincantieri di Palermo, Fincantieri Sporting Termini, quarta giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano, gara sulla carta facile per la squadra di Fresco che fino ad ora ha fatto 3 su 3, condivide la testa della classifica con il Buon Pastore che giocherà più tardi l'altro lato. Lo Sporting con una sola vittoria in mezzo ci sono 2 sconfitte pesanti, il gol comunque è un fattore che non è particolarmente mancato. Le due formazioni Fincantieri con il 3-4-1-2 di Maggio in porta, Leonardo Marino, Gaziano in difesa, Schiavo, Calisti, Catazzaro e Tantilo a centrocampo, Scafidi dietro le due punte, Scrimenti e Scurato. Lo Sporting Termini invece risponde con il 4-3-3, Sidoti in porta, Cimino, Calderone, Scaletta e Licciardi in difesa, Soldano, D'Agostino, Barba, Giovanni a centrocampo. Il tridente d'attacco è composto da Purpura, Messina e Balistreri. Arbitro della partita è il palermitano Emanuele Fiasconaro. Entrambe le squadre sono pronte per il calcio d'inizio. E fischia adesso l'inizio della partita, tutti comodi, inizia Fincantieri Sporting Termini. Fincantieri in maglia rosso-blu, Sporting Termini in completo nero. C'è anche sole oggi a Palermo, quindi sarà anche un po' complicato distinguere le due squadre in mezzo al campo. Prova a giocare subito, squadra allenata da Di Fresco che subisce fallo proprio adesso con Scafidi, calcio di punizione. Alla battuta va il capitano Gioacchino Marino. Chiama lo schema, parte la battuta convinta in mezzo all'area, c'è stata una deviazione, poi c'è il tiro, la risposta di Sidoti, avanza ancora Scafidi a proteggere il pallone, cerca il cross Catanzaro, pallone dietro, si riparte dalla mediana, pallone lanciato in profondità, lo colpisce di testa a Scaletta, avanza ancora la Fincantieri, pallone in avanti, preso da Simone Sidoti. Il portiere dello Sporting Termini. Il rinvio, colpo di testa a schiacciare di Andrea Gaziano, arrivato dal Monreale insieme a Tantillo, entrambi titolari oggi. Avanza ancora Tantillo, cerca il passaggio in fascia e in avanti Tantillo, sterzata, stava andando alla conclusione il difensore della Fincantieri. Qui Catanzaro, la giocata, cross in mezzo, secondo palo di testa, ci va Licciardi a mettere in calcio d'angolo. L'attacco della Fincantieri. La battuta dalla bandierina parte adesso, pallone al centro dell'area, colpo di testa di Gaziano sul fondo. Primo tentativo della Fincantieri. Sporting Termini che oggi non ha l'allenatore in panchina, Domenico Geraci, che in questo momento sta giocando con la prima squadra dello Sporting Termini contro il Petralia Soprana in prima categoria. Allenatore e giocatore della prima squadra e allenatore dell'Under 17, che oggi ha in panchina Rosolino Anello, dirigente. Già le prime difficoltà, questi primi minuti, la Fincantieri spinge dalla bandierina.
Catanzaro, battuta alta, secondo palo, quasi in due a staccare, poi il tentativo da fuori di Calisti non arriva verso lo specchio della porta, ci riprova Stefano Calisti, l'alzata di Marino, il tiro è uscito raso terra, leva via alla fine Alessio Purpura, pallone lasciato lì per il cross di Tantillo, altra ribattuta, si cerca di proteggere, spalla alla porta, la Fincantieri, il tacco in avanti invitante di Scurato che è arrivato però addosso a Sidotti. Si ritorna dalla propria porta, già il dominio è chiaro, quello della Fincantieri. Calisti trova nella sua strada Barba Giovanni, avanza ancora la squadra di Fresco, avanza invece lo Sporting in questo caso, si lamenta un tocco con il braccio da parte di Valistreri nel controllo, tanti gol lo scorso anno per Alberto Valistreri, lanciato qui Scurato, va a prendere Sidotti. Il rinvio non la va a prendere Catanzaro, colpo di testa a rispondere, c'è anche il tocco di Cimino a lanciare in avanti la corsa di Balistreri. Scriventi, ancora la Fincantieri a vincere i duelli, i rimpalli, stavolta Schiavo va a terra, si va a largo, Purpura a duello con Gaziano, lo perde, la valzata scambia lo Sporting da quelle parti. Perde il possesso del pallone Barba Giovanni a terra, poi Calisti, la presa di Scurato, chiede palla a Scriventi, prova a ricevere adesso, ma il suo assist man rimane a terra. Calcio di punizione per la Fincantieri, intenzioni precise. Serie di finte tentate da Schiavo, nulla da fare per la Fincantieri, tentativo di passaggio largo che finisce in fallo laterale. Insiste ancora Scurato a terra, calcio di punizione. Un altro per la Fincantieri che ha battuto la Panormus 3-2 in trasferta. È arrivato anche il primo successo qui contro l'Atena, 1-0. Infine il 3-1 sullo Sport Palermo nello scorso turno di campionato. Alla battuta Marino, sistema ancora il pallone, la battuta verso il secondo palo, a respingere di testa la difesa in maglia nera, poi il tentativo da fuori di Scafidi, allontana Barba Giovanni, prova a ripartire in contropiede lo Sporting, allargando il pallone, c'è Tantillo sulla strada della squadra ospite, nuovo recupero, pallone servito da Balistreri, poi si perde in fallo laterale. Pallone particolare quello che
si sta usando perché quello degli europei del 2016 scelta abbastanza curiosa. Rimessa laterale con Cimino, pallone che rimbalza su Purpura, lo mantiene in campo, poi l'alzata a liberare, tentativo di sombrero di Calderone, Scriventi lotta, D'Agostino a prolungare in avanti, c'era lì Messina, poi la proposta lunga di Cimino verso Balistreri, troppo lunga. Sporting che ha subito invece un 5-1 abbastanza pesante in casa contro il Buon Pastore. L'altra sconfitta questo campionato fu la prima di campionato, 7-1, stavolta in trasferta contro l'Atena. L'avversario poi battuto dalla Fincantieri stessa. In mezzo a queste due sconfitte è arrivato il 4-0 contro lo Sport Palermo a Campo Felice di Roccella. Sporting Termini che non ha una vera e propria casa, non ha un vero e proprio campo a 11 dove allenarsi, infatti fatica ogni fine settimana nell'organizzare le partite. Si divide tra Collesano, Sciara, Cerda, come detto Campo Felice di Roccella. Eppure questa società va avanti contro tutte queste difficoltà senza paura. Addirittura la prima squadra era arrivata in promozione, ha disputato qualche partita nella stagione 2021, poi la rinuncia lo scorso anno e la ripartenza dalla prima categoria. Eppure stava raggiungendo i playoff lo Sporting Termini, l'ultima posizione che è rimasta in dubbio fino alla fine della stagione. Alla fine la squadra di Termini Imerese è arrivata al 6° posto. Fincantieri invece che ormai da anni non ha a che fare con una prima squadra. Si ricordano un po' i tempi della Serie D, addirittura all'inizio degli anni 2000. Soltanto settore giovanile ormai. Un po' con lo stesso principio della Panormus. Avanza lo Sporting e c'è il tiro rasoterra da fuori. Non è stato un granché come traiettoria. Il tentativo di Barbagiovanni. Rimessa laterale per la Fincantieri. Rimessa reclamata poco prima dallo Sporting. Scriventi, spalla alla porta, pallone verso l'interno del campo, prova a mandarla via D'Agostino, recupera però la squadra di Fresco che allarga palla 2 con Tantillo protagonista, la prende in qualche modo Fincantieri con Catanzaro, lancia a cercare Scriventi,
C'è il colpo di testa di Scaletta. A lottare ancora Mattia Schiavo. Calcio di punizione. Occhio a Catanzaro. Dato Fincantieri, perché il bomber di questa squadra 3 gol, 1 a partita in questo inizio di campionato. Calcio di punizione dunque finta nella battuta. Ecco la proposta, secondo palo, Sidoti non la prende, la lascia scorrere con qualche brivido. A proposito di maglie simili o comunque uguali, è uguale quella dell'arbitro con quella dello Sporting Termini. Entrambi i completini neri. Ok, la differenza, seppur difficile, tra rosso-blu e nero, però questa qui è proprio azzerata. Per regolamento gli arbitri non possono mettere una casacca o qualcosa che possa differenziarli in situazioni come queste. Sporting Termini che ha avuto a disposizione oggi soltanto questo completino, ha portato questo nella trasferta di oggi. Tantillo batte questa rimessa laterale, cerca Scriventi. Sporting cerca di mandare via il pallone. Ancora Catanzaro, il filtrante, a cercare Scafidi, un po' troppo lungo. Era riuscito a colpire il pallone Antonio Scafidi. Niente da fare. Lui che è ex Cus Palermo, società che fa parte un po' dello stesso gruppo con la Fincantieri. C'è anche una terza squadra, la Vis Palermo, da quest'anno tra l'altro, che giocherà più tardi alle ore 18 contro il Vilabate, diretta tra l'altro sul canale YouTube di Sportisili. Turno di campionato che si sviluppa un po' tutto oggi con le partite delle 15. Oltre a questo infatti c'è Atletico Stella d'Oriente, Favara Academy, Canicattì Sport Palermo e Team Calcio Panormus. Alle 16:30 gioca il Buon Pastore, che condivide al momento la testa della classifica con la Fincantieri. Sfiderà il Ciccio Galeotto. Poi, come detto, Vis Palermo Vilabate domani mattina 10:30, Fortitudo Bagheria Atena. Campionato a 14 squadre, questo qui il girone B, under 17 siciliano, dunque non c'è il turno di riposo. Ogni volta lanciato in profondità, scurato, c'è il tiro, la risposta con il piede di Sidoti. Grande occasione per la Fincantieri, insiste però la squadra di Fresco, destro-sinistro casuale, Scrimetti prova a mettere in mezzo, ribattuta fuori. Ottima la risposta di Simone Sidoti. Scriventi
Si va da Tantillo, ancora Scrimenti non passa, avanza lo Sporting, porta palla così, Purpura allo scambio assieme a Balistreri. La chiusura decisiva di Marino. Sporting Termini che ha guadagnato metri. La rimessa laterale affidata a Gaspare Cimino. Battuta lunga a cercare Messina. Colpo di testa di Tantillo, prova a riproporre D'Agostino. C'è il lancio a pulire la propria metà campo. Ruba il pallone così, Balistreri si cerca la sponda, lo stesso Balistreri poi va ad incitare i compagni, intanto Scrimenti se ne va verso l'esterno, passaggio dietro per Tantillo, calcia da fuori, addosso però a Cimino, il pallone rimbalza su Scrimenti, non lo mantiene dentro. Ormai 20 minuti sono passati. Sempre 0-0 tra Fincantieri e Sporting Termini. Under 17. Duello un po' di mani tra Gaziano e Messina. Entrambi ammoniti. L'arbitro estrae il cartellino giallo per entrambi e dice non ne parliamo più. Tutti e due puniti. Gaziano ammonito per il fallo, Messina invece per comportamento scorretto per quel che è stata la situazione. Battuta bassa, Balistreri a duello, voleva il calcio di punizione, il fallo. L'attaccante dello Sporting Termini poi spazza via facilmente Scaletta. Calcio d'angolo per la Fincantieri. La battuta in mezzo, c'è la spizzata, c'è il gol da parte di Marino. Si sblocca il match con Marino su situazione di calcio d'angolo 1-0. La zampata di Gioacchino Marino, il capitano della Fincantieri. Vantaggio pressoché meritato. Scrimenti a insistere su questo pallone, stava andando in contropiede subito dopo il gol segnato dalla sua squadra. Purpura, scambio che non si completa assieme a Soldano, pallone a cercare, Balistreri in avanti, c'è Marino, un po' rischioso l'alzata di Gaziano. Catanzaro, passaggio lungo linea, chiede palla a Scrimenti, lasciata lì da Scurato, passaggio verso l'interno, la giocata di Tantillo, stava lasciando dietro, adesso sì, c'è il piazzato voluto da Scurato. Pallone
abbondantemente sul fondo. Schiavo sempre a cercare Scurato, colpo di testa di Calisti, ne arriva un altro, Scafidi a terra, altra punizione per la Fincantieri. Marino, battuta alta della punizione. Era stato buono l'aggancio di Barba Giovanni, va avanti Schiavo, arbitro fischia il calcio di punizione per lo Sporting. Pallone bloccato a terra da Messina, allargato dalle parti di Balistreri. Campo che non è perfetto, data la pioggia che c'è stata nel corso della settimana a Palermo. Campi in terra battuta subiscono chiaramente in modo particolare gli effetti, le conseguenze. Tantillo cerca l'appoggio di prima, guadagna lo stesso, però la rimessa laterale. Pallone aspettato lì da Scurato. Calcio di punizione sempre per lo Sporting. Il rinvio di Sidoti, la risposta di Catanzaro, va avanti Scurato, finisce giù, fallo duro, arbitro che estrae il cartellino. Anzi no, sembrava farlo inizialmente. È semplicemente punizione ancora una volta. Tante grida da parte di Fresco per richiamare i suoi, per dare indicazioni. Risponde allo stesso modo Anello dall'altra parte. Indicazioni soprattutto a Scafidi, infatti va a battere lui. Calisti si va ad inserire un po' in mezzo. La battuta di Scafidi oltre la traversa.
Tentativo diretto da parte del trequartista della Fincantieri. Tacco provato, si va a terra, l'alzata c'è comunque di Samuele D'Agostino. Altro pallone lanciato in profondità, risponde di testa Graziano. Altra sponda cercata da Purpura. Il tocco di Tantillo verso l'interno. Si gioca tanto in mezzo al campo, spazza lo Sporting con D'Agostino. Alla fine Leonardo lascia scorrere. Colpo di testa con il corpo troppo in avanti. Attenzione però, perché c'è Scurato quasi davanti il portiere. Prova ad angolare sul primo palo, ci riesce. 2-0 Fincantieri. La gioia per Carmelo Scurato. Oltre la mezz'ora, Fincantieri che raddoppia. Non è contento Anello nella panchina dello Sporting Termini. Il gol per Scurato, il primo in questo campionato. Si fa sempre più difficile per lo Sporting Termini. Non è arrivato un vero e proprio tiro in porta. Cross basso, pallone comunque gestito. Liscio da parte di Calderone. Allora Scrimenti mette fuori. Scrimenti l'ha messa fuori perché gli è stato detto di far questo, magari per un giocatore a terra. In realtà no, fair play da parte dello Sporting che ha riconsegnato la rimessa laterale. Indicazioni da una parte per Scafidi, dall'altra per Barba Giovanni, dalle due panchine. Scafidi, proprio lui a lanciare in fascia schiavo, quasi all'altezza della bandierina, cross sul fondo. Pallone calciato fuori da parte di Mattia Schiavo. Tantillo la prende Catanzaro, sempre ad allargare. Ultimo tocco di Scaletta. Cambio rimessa. Scrimenti
appoggio per Scafidi, arriva davanti a lui Soldano, Tantillo può avanzare, lascia lì Scafidi, viene chiesto il tiro da parte sua, ancora Scafidi largo, Tantillo, primo palo, calcia, traversa di Vittorio Tantillo. Scelte molto offensive da parte sua. Ha sfiorato il gol. La prende in modo strano Catanzaro, poi scurato la sponda, si va ancora da Tantillo che spinge tanto. Tantillo, passaggio verso Scrimenti, cercava lui. L'idea era buona. Tantillo, doppia sterzata, ancora Tantillo la lascia lì, ma per l'avversario che si trova accanto. Marino per Schiavo, il pallone per Scurato abbastanza solo, lascia tutto a Scafidi, limite, fallo, sì, da parte di Barba Giovanni. Calcio di punizione per la Fincantieri. Toccato Scafidi, ma è caduto leggermente un po' dopo. Barriera a 4 per lo Sporting Termini. C'è Catanzaro, batte lui sulla barriera. Messina alla fine per Calisti. La Fincantieri può tornare, far aggirare il pallone. Marino a gran voce di fresco dice passatela Tantillo. Voleva superare Soldano, non ce l'ha fatta, allungandosi il pallone da solo. Calisti, passaggio in verticale, lo scambio con Scurato, ancora Calisti che ha perso un po' l'equilibrio. E allora Marino, lancio lungo, colpo di testa a rispondere, arriva il solito Tantillo, pallone per Scurato, finta, ci pensa però D'Agostino, spazza sulla schiena di una maglia avversaria, ma va avanti comunque Purpura, perde il possesso. Scurato, pallone lasciato lì per Catanzaro, alla fine preso da Sidotti. Ormai meno di 10 minuti al termine del primo tempo. Dominio puro della Fincantieri. 2 gol, prima Marino, poi Scurato. Nel giro di quasi 10 minuti, anche in questo caso. Attenzione però, Purpura scivolata decisiva di Gaziano. Arriva la battuta, pallone levato via, l'alzata di Soldano, si insiste, tenta il colpo di testa. Messina, una posizione veramente complicata perché aveva un po' la porta alle spalle, poi davanti a sé c'era un avversario. Avanza lo Sporting, Purpura cerca il cross, pallone sul fondo.
voleva un inserimento verso l'interno, Anello da parte di Alessio Purpura, occasione che non si è concretizzata poiché è stato confermato. Rispetto al gruppo dell'anno scorso, lanciata Scrimenti contro 3 difensori, Scrimenti la mette giù, non può calciare una prima volta, ancora al limite, cade, nessun fallo, ha lasciato un po' andare qui Scrimenti, avanza Purpura, mette fuori ancora Gaziano. Gioco che si deve fermare perché Marino si tocca la bocca, forse un po' di sangue, si rinfresca un po' Gioachino Marino, autore del primo gol. Cimino salta di testa, l'appoggio voluto da D'Agostino, recupera palla, la Fincantieri, Cimino, palla al piede, allarga da Purpura, non c'è l'aggancio. Cantillo vuole nel compagno, pallone spazzato da Cimino, altro duello con la rimessa a favore dello Sporting Termini. La battuta di Cimino, risposta di controbalzo, Scrimenti a lottare di testa, la copertura per una nuova rimessa da battere. Tantillo, è stato buono il colpo di risposta, sale Purpura, lanciato in avanti Balistreri, grande aggancio, pallone dietro, in avanti, il passaggio di Barbagiovanni. Soltano cerca lo Sporting qualche soluzione per poter andare al tiro. Cimino non gioca però molto palla a terra la squadra ospite, nonostante il campo in terra. È ovvio che le condizioni non lo permettono. A causa proprio del campo in terra. Calcio di punizione. C'è il solito Alessio Purpura alla battuta. Sono 3 a voler murare la battuta di Purpura e a giro sul primo palo. Buona la traiettoria, ma è andata sul fondo. Va avanti Schiavo, c'era il tocco ma il pallone è troppo lungo. Ancora Schiavo, rimessa Sporting. Vedremo tra poco quanto tempo di recupero ci sarà. Non ci sono state grosse interruzioni, se non
il doppio giallo, uno per parte, da un lato Gaziano, dall'altro Messina. Chiude in attacco lo Sporting. Fischia l'arbitro, la battuta in mezzo, la presa di Di Maggio. 2 giocatori a terra però. Questo magari può essere un motivo da cui può nascere qualcosa da recuperare per questo primo tempo. Entra in campo Giuseppe Di Fresco, allenatore della Fincantieri. Classica acqua una specie di intervallo anticipato questo, dato che entrambe le squadre si stanno rinfrescando, non solo nel capannello che si è andato a formare nell'area di rigore di Di Maggio, ma anche a bordo campo. Si rialza Leonardo, accompagnato fuori. C'è la fine del primo tempo con la Fincantieri in vantaggio 2-0. Ci sono stati 2 minuti di recupero, che poi recupero non è stato, dato lo stop in mezzo al campo per Leonardo. Non ha avuto neanche il tempo di rientrare. 2-0 i gol di Marino e Scurato a caratterizzare dei 45 minuti di dominio per la squadra di Fresco. Diverse occasioni, non tantissime, però alla fine la squadra di casa è stata cinica nel conservare il vantaggio, nel portarlo dentro gli spogliatoi tra pochissimo. Sporting Termini che invece ha saputo rispondere soltanto con una punizione a giro ma sul fondo di Purpura. C'è stata anche una traversa da parte di Tantillo sul 2-0, protagonista sulla fascia sinistra della Fincantieri. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Fincantieri Sporting Termini Under 17. Secondo dei 3 atti in programma nel giro di un paio di settimane tra Don Carlo Misilmeri ed Enna. Dopo la gara di andata di Coppa arriva il return match per quanto riguarda il secondo turno della competizione di eccellenza, il tutto prima
della grande sfida di domenica, sempre al Giovanni Aloisio per quanto riguarda la sesta giornata del campionato, ma qui c'è in palio il pass per i quarti di finale, biancorossi e gialloverdi, entrambe con qualche defezione nella formazione titolare, ma in campo vanno due squadre molto competitive. Si parte dal 2-0 firmato a maglia di 2 settimane fa al Gaeta e si parte subito con un episodio da Moviola, chiede un fallo di mano Angelo Caronia, non è dello stesso avviso l'arbitro. Poi dall'altra parte si affaccia per la prima volta in attacco la Don Carlo Misilmeri con il cross di Cerniglia, la palla che arriva lunga dalle parti di Mendola che la rimette al centro e c'è la deviazione, c'è il salvataggio dell'estremo difensore dell'Enna. Insiste Angelo Caronia, senza dubbio il più pericoloso in casa Enna, conclusione che si perde sul fondo. Ancora il numero 10, il folletto della compagine giallo-verde, qui mette fuori Frisella e poi c'è il miracolo di Marino sulla conclusione che viene respinta da parte di La Barbera. Altra sortita offensiva sulla fascia destra molto cavalcata dalla Don Carlo Misilmeri, qui conclusione di Fricano che termina la sua corsa oltre la linea di fondo. Poi c'è un calcio d'angolo battuto da Concialdi, il colpo di testa e la palla che si perde fuori, colpo di testa di Gigi Mendola. Ancora Don Carlo Misilmeri che cerca di attaccare, lo fa con uno scatenato Piero Concialdi, il suo cross sul secondo palo, colpo di testa ai Balistreri, riesce a smanacciare Saitta, poi la palla viene allontanata dalla difesa dell'Enna. Enna che poi si affaccia in avanti con la sortita di Guzzardi, lo scambio con Prestia, poi la palla che arriva ancora a Guzzardi, ma ci vuole uno straordinario intervento di Riccardo Pellegrino a negare la gioia del gol all'altro numero 3 in campo. Poi calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri con la palla che spiove al centro, ancora l'intervento di Saitta, poi Cosentino prova a rimetterla, ma nel frattempo l'arbitro ha fischiato fallo in attacco per la Don Carlo Misilmeri che però insiste ancora con Concialdi, questa volta prova a mettersi in proprio, dribbla il primo avversario, ancora si defila, palla sul sinistro, conclusione che attraversa lo specchio della porta e si perde fuori. Poi arriva l'espulsione per mister Peppe Strano, reo di aver insultato qualcuno, l'allenatore oppure un altro giocatore, ma qui Pietro Balistreri, la zampata sul calcio d'angolo battuto da Concialdi, minuto 45, si sblocca la partita dell'Aloisio, la corsa sfrenata di Pietro Balistreri ancora in gol davanti al suo pubblico dopo la rete contro il Gela, per la festa con i compagni, perché questo è un gol pesantissimo ai fini del doppio confronto, ma ai fini anche della singola sfida, anche perché la Don Carlo sblocca la partita prima di andare all'intervallo di metà gara. Si va infatti negli spogliatoi sull'1-0 in favore della squadra di Utro. Qui ancora contestazioni da parte dell'Enna per l'espulsione di mister Strano, che non sarà l'unica di questo folle pomeriggio di metà settimana. Inizia il secondo tempo, inizia con la Don Carlo che assalta ancora l'area dell'Enna, qui la sgroppata di Concialdi, doppio rimpallo sulla sua conclusione, alla fine calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri che insiste con Mendola, il cross dalla sinistra, la palla che arriva in area, viene allontanata in qualche modo, poi ancora Concialdi che viene fermato, la palla arriva dalle parti di Riccardo Pellegrino, conclusione di Mancina che si perde oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo per l'Enna con la palla che spiove, viene allontanata da Cosentino di testa, poi ancora ad alimentare l'azione c'è Prestia che mantiene la palla sul sinistro, poi propone al centro per Amaia, la conclusione respinta da Simone Marino. Poi ancora attacco da parte dell'Enna con Frisella che va a vuoto, Prestia che si mette il pallone sul destro, propone il cross, il colpo di testa con la palla che si perde fuori da parte di Alessandro, poi giocata extra lusso di Mendola per Matera che si sgancia sulla sinistra, propone il cross, non arriva a Balistreri, la palla arriva invece a Concialdi, un rigore in movimento che però si perde sopra la traversa, occasionissima per la Don Carlo che qui subisce il ritorno in attacco dalla compagine di mister Strano. Altra conclusione respinta molto bene da Marino sul primo palo in calcio d'angolo. Ancora però la squadra ospite che attacca, versante di destra con Prestia, la palla messa al centro, il colpo di testa spizzato di Amaia che si perde oltre la linea di fondo. Poi c'è un calcio d'angolo per la Don Carlo con Concialdi che gioca corto con Fricano, la palla finisce ancora al numero 10 che propone questo cross, la palla danza davanti l'area piccola ma non viene toccato da nessuno. Poi arriva l'occasione del 2-0 con Mendola che raccoglie e poi spara col sinistro a incrociare incolpevole Saitta, la palla si insacca, il gol del 2-0, il secondo in 4 giorni per Luigi Mendola che domenica ha trafitto il Plus Palermo e qui segna il gol che riporta tutti in parità a pochi minuti dalla fine.
insiste però Lenna con questo calcio di punizione sul pallone Caronia, con la palla che gira ma sorvola non solo la barriera ma anche la traversa. Altro calcio di punizione un paio di minuti più avanti, però sull'altro versante, quello di destra, la conclusione di mancina di Prestia che si perde fuori. Prestia che pochi minuti dopo questo fallo commesso ai danni di Concialdi da Sessa viene espulso. Qualche parolina di troppo all'indirizzo del direttore di gara Enna, sotto di 2 gol e anche in 10 contro 11. Allora la Don Carlo sente che il momento è propizio, calcio d'angolo di Concialdi, la palla viene allontanata, poi smanaccia in qualche modo Caruso che nel frattempo è subentrato, la conclusione di Romano sulla traversa e poi Mendola non riesce, anzi è il palo ovviamente colpito da Romano. Ancora Don Carlo che insiste, la palla che rimane al limite dell'area di rigore, Secan appena entrato in campo la smista, Romano torna dall'ex giocatore della Nissa che ubriaca di finte gli avversari, poi lo scarico indietro per Concialdi che calcia scivolando. La risposta da parte di Caruso e come dicevo è subentrato a Saitta dopo il gol del 2-0, ma ancora Don Carlo che cerca di attaccare, chiude bene la difesa dell'Enna e allora si va ai calci di rigore. Rigori che iniziano bene per la Don Carlo Misilmeri perché va alla conclusione Pietro Palistreri, trasformazione centrale, battuto Caruso. Poi il primo penalty per l'Enna è quello di Federico Amaia che spiazza Marino, un tiro, un gol per entrambe. Poi Cossentino si fa ipnotizzare da Caruso, potrebbe portarsi in vantaggio l'Enna con questa trasformazione con la palla che però si perde sul palo, Capitan Tosto non riesce a capitalizzare, poi però Caruso si trasforma in Superman quando riesce a smanacciare la conclusione potente di mancina di Riccardo Pellegrino. Il nuovo rigore lo calcia Rallo che è preciso, chirurgico, batte Marino, porta in vantaggio l'Enna. Poi l'interminabile rincorsa di Mario Secan che poi calcia con il saltello e batte Saitta, rimette i suoi in carreggiata e poi l'esultanza prima del nuovo rigore calciato male da Alfonso Sessa, tutto ancora in equilibrio. Pietro Concialdi contro Caruso, la trasformazione perfetta del 10 e poi tutto sui piedi di Vanagudiak e sulle mani di Simone Marino. Il duello lo vince quest'ultimo, il portiere della Don Carlo Misilmeri, il classe 2004 che fa esplodere di gioia i tifosi presenti alla Luisio, fa esplodere di gioia i compagni e tutta la dirigenza. Rimonta compiuta, la Don Carlo Misilmeri vola ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, un risultato eccezionale considerando come si erano messe le cose all'andata. La gioia incontenibile e meritata per la squadra di Mister Utro che ora attende una tra Acragas, Mazzarese e Resultana San Lorenzo, visto che ci sono ancora 4 squadre del girone A di eccellenza pronte a passare il turno. Intanto ci congediamo con questa festa. Da Sportisil è tutto, alla prossima! Secondo tempo di Fincantieri Sporting Termini è il girone B del campionato Under 17 siciliano, 2-0 dopo i primi 45
minuti. Qui rischia tanto Di Maggio, il portiere della Fincantieri, che non ha praticamente toccato palloni nel primo tempo. C'è stato un dominio della squadra di casa, i gol di Marino e Scurato. Poi c'è stata anche la traversa di Tantillo, tra i migliori in campo. Sporting Termini che è nella metà campo avversaria in questo momento, cerca una conclusione cercando Balistreri, il bomber della scorsa stagione, ma ancora nulla da fare, cade in questo momento proprio Balistreri. Facciamo un recap delle due formazioni: Fincantieri con il 3-4-1-2, Di Maggio in porta, Leonardo, Marino e Gaziano, che è uscito nel corso dell'intervallo, è entrato Mistretta al suo posto in difesa. Così la Fincantieri a centrocampo Schiavo, Calisti, Catanzaro e Tantillo, poi Scafidi dietro le due punte, Scrimenti e Scurato. Sporting invece con il 4-3-3, Sidoti in porta, Cimino, Calderone, Scaletta e Licciardi in difesa, Soldano, D'Agostino, Barba, Giovanni a centrocampo, Purpura, Messina, Balistreri in avanti. C'è la punizione battuta da Alberto Balistreri che finisce sul fondo. Non ha apprezzato particolarmente Rosolino Anello dalla panchina dello Sporting Termini, lui che oggi sostituisce l'allenatore Domenico Geraci, impegnato con la prima squadra contro il Petralia Soprana in prima categoria. Geraci che è sia allenatore che giocatore, fa il mediano. Di solito chi ricopre questo doppio ruolo o fa il mediano o fa il difensore centrale, per avere giustamente la visione di tutta la squadra, essendo anche allenatore. C'è chi sceglie però anche di fare l'attaccante. Questo in via generale. Fincantieri in maglia rossoblu, Sporting in maglia nera. C'è stato questo problema delle maglie uguali, addirittura l'arbitro è vestito anche lui di nero, quindi così come lo Sporting Termini. Problemi che però non si possono risolvere, è andata così. Calisti dietro per il nuovo entrato Mistretta a lanciare Lungomarino, va a rispondere Scaletta in difesa lì assieme a Calderone. Va lo Sporting con Purpura che mette in avanti verso Messina, la scivolata di Leonardo, che ha avuto un problemino a fine primo tempo. Alla fine a uscire è stato Gaziano, che ha preso una munizione, mossa conservativa da parte di Fresco. Controllo con il braccio, fischiato dall'arbitro. Va bene. Da parte di Balistreri c'è il calcio di punizione per la Fincantieri. Due tempi da 45 minuti. Si andrà avanti fino al 90esimo. Fincantieri che così inizia ad assaporare la quarta vittoria su 4. Ovviamente c'è un secondo tempo davanti. Un primo posto in classifica condiviso con il Buon Pastore, che inizierà la propria partita di campionato contro il Ciccio Galeotto più tardi, alle ore 16:30, quindi tra meno di una mezz'oretta. Capiremo dunque la risposta dei propri rivali in questo inizio di campionato. Si alza il vento qui a Palermo, c'è un altro cambio, esce lato Fincantieri Schiavo, che non ha brillato particolarmente. Al suo posto entra Pirrera, che ha fatto l'assistente di società
durante il corso del primo tempo. Dunque, secondo cambio, dopo quello con l'uscita di Gaziano e l'ingresso in campo di Mistretta, a disposizione ci sono per di fresco ancora D'Alessandro, Amato, Vermiglio, Cucchi, Cilio e Fazio. Non c'è un portiere di riserva, stessa situazione nello Sporting Termini, dove sono a disposizione di Anello, Quattrocchi, Vizzini, Bisesi, Agnello e Guttadauro. Lanciato in avanti Scrimenti, la presa di Sidoti che sullo 0-0 ha compiuto un grande intervento con il piede. Occhio all'attacco della Fincantieri in proiezione offensiva, va avanti, palla al piede, così Tantillo entra in area di rigore, la risposta di Scaletta. Pallone sul fondo, Tantillo ancora una volta protagonista. Calcio d'angolo per la squadra dei Cantieri Navali. Parte la battuta, primo palo, risponde di testa Licciardi. L'attacco di Scafidi ancora in fascia per un nuovo cross. Secondo palo, sponda Di Marino, un po' dietro, la va a prendere Calisti, tenta il tiro da fuori, sporcato da Licciardi. C'è un altro calcio d'angolo infatti per la Fincantieri. Nuova proposta verso il secondo palo, ha cercato di staccare il nuovo entrato Mistretta. Anche lui, come tanti suoi compagni l'anno scorso al Cus Palermo, non è cambiato praticamente niente perché Fincantieri e Cus fanno parte dello stesso gruppo. Catanzaro, nulla da fare per andare avanti, alla fine si va larghi da Pirrera. Cross bello che attraversa tutta l'area di rigore, prende Tantillo dall'altro lato a puntare Soldano, pallone dietro, c'è il controllo, c'è l'avanzata di Catanzaro, ancora destro-sinistro, cade giù, nulla da fare nella conquista del calcio di rigore. Abbastanza leggibile la situazione da parte dell'arbitro che era lì. Catanzaro vuole segnare perché ne ha fatti 3 in 3 partite. Già siamo nel secondo tempo, lui non ha ancora segnato, giustamente un ragazzo che fa settore giovanile vuole segnare, soprattutto se si parla di un attaccante che ha iniziato bene la stagione. Mette bene a terra Licciardi, in evidenza in questa ripresa lato Sporting Termini. Cerca di vincere un paio di rimpalli Tantillo. Rimessa laterale. Riscaldamento intanto per entrambe le panchine. Subisce fallo, sì, scurato, calcio di punizione. Ne vuole già 4 Sidoti in barriera.
Punizione battuta adesso, pallone basso, respinto dalla barriera. Il lancio lungo da parte di Calderone, non trova nessuno, si va da Di Maggio. Che aspetta Balistreri per poter prendere il pallone con i guanti. Solita tattica per prendere qualche secondo in più in situazione di vantaggio. Licciardi avanza, Licciardi, il tocco di Pirera. Barba Giovanni voleva il passaggio largo, nulla da fare per Salvatore Barba Giovanni. Gli scambi dello Sporting che prova a giocare, l'azione però non si concretizza. Scontro in mezzo al campo tra Licciardi e Scafidi, cartellino giallo per il giocatore dello Sporting Termini, Simone Licciardi. A terra Scafidi. Assistito Aymen Scafidi. Spray all'altezza della caviglia destra. Messo personalmente da Giuseppe Di Fresco, allenatore della Fincantieri. Fincantieri che nel prossimo turno affronterà il Buon Pastore, una grande sfida. Un vantaggio quello di oggi che serve abbastanza. Partita che si giocherà prossimo sabato, sempre alle 15, sempre qui al Fincantieri. Mentre lo Sporting dal canto suo sfiderà il Canicattì. Sempre sabato prossimo alla stessa ora. Una sfida sicuramente di maggior equilibrio per la formazione di Geraci. Avanza intanto Tantillo, c'è Scrimenti, limite, non ce la fa a prenderla. C'è stato il fallo in attacco. C'è un cambio per la Fincantieri, il terzo della partita. Entra Cucchi al posto di Scafidi. Entra Mohamed Cucchi. Giovedì prossimo farà 16 anni. Il centrocampista della Fincantieri. Ambidestro. Dai Albi, dai! Quindi abbastanza duttile. Pallone che rinvalza sopra la testa dei ragazzi in campo. Mette fuori Pirera.
La battuta di Licciardi, pallone che rimbalza in area di rigore, preso da Balistreri. Alla fine pallone perso per lo Sporting, protegge Scrimenti, se ne va e lancia in profondità a cercare Scurato. Il pallone attraversa tutto il campo, lo va a prendere Tantillo, che intanto è salito, fatto corto. Tantillo scarica dietro il pallone per il tiro di Catanzaro, è uscito basso dal suo impatto, che stava per beffare in qualche modo Sidotti. Alla fine il pallone è stato controllato. Fischio dell'arbitro, dubbio per la Fincantieri, perché ha reclamato l'intervento sul pallone. E calcio di punizione per Calderone e il suo Sporting. Battuta lasciata a Scaletta. Scrimenti lanciato in profondità, c'è l'intervento fondamentale di Calderone che lotta ancora contro l'attaccante della Fincantieri, che commette fallo. Altro cambio per la Fincantieri, sarà tra poco battuto il fallo laterale. Eccolo qui, Scrimenti, liscio di Licciardi. Anche il cambio arriverà tra qualche minuto, sarebbe il quarto questo per la Fincantieri. 0 al momento gli ingressi lato Sporting Termini. Meno ragazzi a disposizione, sono 5 rispetto agli iniziali 8 della Fincantieri, ne sono entrati 3, arriva anche il quarto, ovvero Cilio. Esce Scrimenti. L'anno scorso al terzo tempo Cristian Cilio. Tenta la giocata Tantillo, pallone che poi torna indietro. Marino rimbalza tutto davanti Pirrera per inseguire la profondità. La Fincantieri, scambio con Licciardi, passaggio alla fine per gli avversari, avanti Catanzaro, morbido, una consegna per Sidotti. Spalla alla porta, Andrea Messina spazza alla fine Marino. Scontro tra Messina e Leonardo. Colpo di testa di Messina, c'è Balistreri. Si torna indietro. Mistretta, c'era il tocco di Catanzaro. Nessuno è andato avanti. Cucchi, largo da Leonardo, morbido verso Tantillo e la sua corsa, pallone che finisce sul fondo. C'è la protezione di Giuseppe Calderone. Rimessa dal fondo per Simone Sidotti.
Pirrera. Il pallone ritorna dalle sue parti, ma è Licciardi a proporre. Marino alza, niente da fare. Lo Sporting insiste ancora a Pirrera lungo la fascia. Fallo laterale. Ancora Pirrera. Il pallone rimbalza davanti Scurato, propone in mezzo, non c'è però nessuno. Il pallone spazzato via. Resta però in attacco la Fincantieri, recupera adesso lo Sporting, cerca di proporre Soldano. Nuova azione. Pirrera, c'è un po' più di spazio, arriva la pressione di D'Agostino, passaggio verso il primo palo, serie di tocchi, mette fuori Licciardi. Chiesto il passaggio lungo a Pirrera, colpo di testa, si cade, poi c'è il tiro da fuori di Tantillo che aveva segnato, ma inizialmente c'è stato fallo in attacco da parte della Fincantieri. Duello vinto da Scaletta, trattenuta. La conquista della punizione. Licciardi serve Balistreri. Sporting che va avanti così con le rimesse laterali. Licciardi, cambio rimessa. Insiste Scaletta. Messina alla fine non la prende, Mistretta lancia a lungo il prolungamento verso Scurato. Fallo fischiato dall'arbitro. È stato Calisti a prenderla. C'è il quinto cambio per la Fincantieri. Entra D'Alessandro al posto di Leonardo. Dentro Alex D'Alessandro. Ultimi 20 minuti per questa partita tranquilla, ma con lo Sporting sempre volenteroso, che non ha mollato del tutto. Prolungamento a cercare Balistreri, c'è il calcio di rigore per lo Sporting Termini. Abbiamo detto proprio questo, fallo su Balistreri.
che era lì. E tu, Alberto, Poi dai! Messina è andato giù. Occhio perché la partita si può riaprire all'improvviso. E c'è Alberto Balistreri sul dischetto, ha segnato il 4-0 contro lo Sport Palermo. Balistreri, che gol sotto la traversa su calcio di rigore. Lo Sporting Termini la riapre con Alberto Balistreri, 2-1. Secondo in campionato dunque il calcio di rigore concesso allo Sporting Termini ed è 2-1. Pallone lanciato in fascia, lo va a prendere Scaletta. Si cerca sempre l'attacco dello Sporting, Balistreri dietro gli avversari. Scurato quasi a vincere il rimpallo, c'è D'Alessandro, il nuovo entrato, a lanciare Scurato nuovamente. Gli scambi con D'Alessandro, ancora Scurato, finisce giù, calcio di punizione. C'è il primo cambio per lo Sporting Termini. Esce Licciardi, al suo posto entra Guttadauro. Dai, Gutta! Dai, Timo! È uscito fondo campo Licciardi, lascia spazio così a Simone Guttadauro. Non cambia nulla, un terzino sinistro per un terzino sinistro. La battuta a primo palo, Sidoti respinge su Calisti, ancora Calisti, se la allunga con il sinistro, sempre Calisti, il tocco fuori di Messina. In seguito c'è stato anche un tocco nel voler vincere il rimpallo. Ha avuto la meglio la Fincantieri, pallone messo in aria, il duello che alla fine ha consegnato il pallone a Sidoti, che ha respinto un tentativo di Calisti poco fa. La protezione di Scaletta, c'è il pallone proposto in mezzo con la presa nuova di Sidoti. Sporting Termini più agguerrito, perché dopo il gol del 2-1 le speranze di fare bene sono aumentate, ma Tantillo è qui davanti alla porta, c'è il tocco di Sidoti, decisivo, si va a prendere l'abbraccio della difesa. Stavolta Sidoti è stato fondamentale, sembrava quasi andare dentro nonostante il tocco, in realtà no, è calcio d'angolo. Tutto si stava spegnendo con quel contropiede, con Tantillo che ha rischiato ancora una volta di segnare. Non è stato così. Calderone si rialza dopo aver avuto qualche problema, e calcio d'angolo Fincantieri, tanti a muoversi, primo palo, battuta imprecisa per i compagni. Balistreri deve fare quasi tutto da solo, il pallone viaggia, preso alla fine da Pirrera a rispedirlo al limite dell'area. Scurato
Balistreri è ottimo perché conquista la punizione. Non la prende Balistreri, c'è però Messina, la mette fuori Mistretta. Ci vuole credere lo Sporting. A disposizione l'ultimo quarto d'ora della partita. Dai Simo! Facciamo bene! Battuta lunga di Guttadauro, occhio al pallone in mezzo all'area. Si vuole un altro calcio di rigore, non è così. L'avanzata di Catanzaro, fallo laterale alla fine. Dai Samu! Tanti duelli. Il calcio di Guttadauro al pallone. Simi, bravo! Cimino, irregolarità da quelle parti. Marino batte questa punizione. Buona, beh! Colpo di testa a rispondere di Calderone. Di nuovo! Alla fine schiaccia Guttadauro. Ancora Marino in profondità a cercare l'attacco della Fincantieri. Cilio all'improvviso al volo a battere Sidoti. Gran gol, 3-1. Fincantieri dalla panchina. Cilio. Pallone che ha rimbalzato in una zona pericolosissima. Ha trovato il varco sul primo palo, nonostante la presenza di Sidoti. 3-1. Altro cambio nella Fincantieri, entra Fazio al posto di Catanzaro, che oggi non ha segnato, si ferma qui. Dunque la striscia di gol del bomber rossoblu. 3 di fila, 3 in 3 partite. Dai, dai! Occhio al palleggio rischiosissimo di Calderone, infatti perde il possesso. C'è il tiro da fuori da parte di Cilio, voleva la doppietta qui. Ci aveva preso gusto Cilio. Tua! Balistreri, Guttadauro, ancora Balistreri, porta avanti il pallone. Tentativo di triangolo, spazza via la Fincantieri, nuovo possesso. Soldano d'esterno verso Balistreri, non ce la fa. Cilio allarga il pallone in profondità, sempre a cercare Cilio. Davanti a lui si trova però Scaletta. Ancora Cilio. Largo. La proposta di Calisti. Largo da Tantillo. Non si accentra.
vuole puntare Purpura, pallone lasciato dietro per Calisti, le tira da fuori, rimessa laterale sempre per la Fincantieri. A terra il nuovo entrato Fazio, l'attacco su Soldano, pallone in aria, respinge Purpura, sempre fuori. Partita sicuramente più interessante in questo secondo tempo. C'è stato il gol su calcio di rigore di Balistreri che aveva riaperto tutto, perché in fondo lo Sporting Termini non si è mai arreso. Dalla panchina il gol di Cilio a riportare la Fincantieri sulla +2. Calcio d'angolo per i rossoblù, Bascurato alla bandierina, non doveva essere lui il battitore. Occhio 19! La proposta prolunga Cilio, pallone verso Fazio, sempre la Fincantieri, ci hanno provato Cucchi e Mistretta, pallone fuori con un altro calcio d'angolo, anzi no, il tocco alla fine non c'è stato. Valentino! Guttadauro verso Balistreri, si ferma, poi cerca il passaggio, stava arrivando in qualche modo a Messina. Soldano riesce a passarla per D'Agostino, c'è Fazio che recupera il pallone, non più, ancora Balistreri decide di scattare, poi si ferma ancora Balistreri in mezzo a due, palla 2 con Fazio, avanti ancora lo Sporting Termini in fascia Purpura, la prende contro Pirrera, alla fine è finita fuori. Scambia il pallone là, Fincantieri, pallone che rimbalza davanti Scurato, ma come su fallo su Guttadauro. Dai, Jimmy! Cimino, poi la risposta di Pirrera, fallo laterale. C'è però Marino a terra. Gioco fermo. Spray per Marina, intanto dalla panchina lo Sporting Termini ha chiesto i cambi.
Vediamo un po' quali sono le mosse di Anello. Esce Soldano. Entra Vizzini. Questa è stata la mossa. Cambio anche per la Fincantieri. Esce Scurato, tra gli applausi suo il gol del momentaneo 2-0. Al suo posto Amato. Vizzini in avanti, il tocco di Calderone. Meglio, Calderone! Lotta ancora la Fincantieri nella riconquista del pallone. Si va in fallo laterale. Il tocco di Vizzini è rimessa Fincantieri. Guttadauro. Risponde Pirrera di testa. Pallone che finisce fuori l'impianto sportivo. Oltre la gradinata. Tanti palloni che sono andati fuori proprio da recuperare. Balistreri ha cercato di allungarsela di testa. Marino a terra assieme a Purpura. Arbitro ferma il gioco. Di Fresco dalla panchina fa avanti e indietro con spray e bottiglia d'acqua. Sporting che da un po' non dà segni in proiezione offensiva. Diverse interruzioni in questi ultimi minuti. D'Agostino ci prova lo Sporting anticipato. Vizzini provato il tacco, pallone in profondità controllato da Calderone. Intanto Cilio letteralmente lo butta fuori da quella zona perché era andato a sistemare lo scarpino nella panchina della Fincantieri. Lì Cilio doveva prendere il pallone per velocizzare le operazioni. Ci sono un po' di Dai, Salvo, dai! frizioni a bordo campo nella panchina della
Fincantieri. Dai, Gusta, dai! Squadra che avanza con D'Alessandro, c'è anche Cilio, prova a calciare, un po' con la stessa intenzione del 3-1 realizzato da lui. Fincantieri che nonostante il vantaggio chiude in attacco. Calcio d'angolo. Siamo ormai nel tempo di recupero. Battuta corta, finalizzata a proteggere il pallone. In quella zona Cilio, il pallone lo va a prendere Calisti, che finisce giù. Non c'è nulla su Calisti, viene chiesto di rialzarsi. Partita ormai praticamente finita, l'arbitro va da Calisti. Tutto ok per il giocatore della Fincantieri. Dai, Timo! Il rinvio di Sidoti, colpo di testa di Fazio, erano in due su quel pallone. Sei in anticipo, dai! Attacca, metti, attacca! In stretta lotta sul pallone, Dai! il duello. In stretta poi a parlare con il proprio avversario. Vizzini, Pietro per D'Agostino, in rimonta della riconquista del pallone. Cimino, pallone lasciato lì, avanza ancora lo Sporting. Cilio, Cimino, il tocco di Barba Giovanni, gli scambi dello Sporting, la lascia lì praticamente Messina, non si può più andare. Dai, giusta, dai! Diagonale, la finta di Cilio, la mantiene sempre lì. C'è il fallo in attacco su D'Agostino. Avanza Cimino, risponde Calisti a spazzarla in avanti verso Tantillo. Gli è mancato soltanto il gol. Oggi la traversa sul 2-0. Terzo cambio per lo Sporting Termini, a partita praticamente conclusa. Esce Calderone al suo posto Agnello. Questo era probabilmente il cambio che si doveva effettuare assieme a quello di Vizzini e Soldano. Calisti, Tantillo lungo la fascia verso Cilio che protegge un po', contro Scaletta, rimessa. Si cerca un compagno, risponde Cimino, ma c'è il fischio dell'arbitro ufficiale. 3-1 Fincantieri sullo Sporting Termini. La vetta della classifica si mantiene con la quarta vittoria su 4 in questo girone B del campionato Under 17 siciliano. Un altro risultato positivo per la squadra di Fresco, arrivato grazie ai gol di Marino e Scurato nel primo tempo. Poi dalla panchina la marcatura di Cilio in risposta al calcio di rigore trasformato da Balistreri per lo Sporting Termini, che nel secondo tempo ci ha voluto credere in qualche modo. Alla fine la squadra ospite non ha mai mollato, ma il 3-1 ha messo definitivamente le cose a posto
per quanto riguarda questo match. Sale dunque a 12 punti, si aspetta la risposta del Buon Pastore, che sta giocando adesso la propria partita di campionato contro il Ciccio Galeotto. Triplice fischio che arriverà più tardi, perché tutto è iniziato alle ore 16:30, quindi più tardi rispetto al calcio d'inizio di Fincantieri Sporting Termini. La corsa verso i propri genitori per la Fincantieri Under 17, 12 punti su 12. I ragazzi di Fresco vengono richiamati anche dall'altro lato del campo. La gioia per la Fincantieri e la terza sconfitta su 4 invece per lo Sporting Termini. Si cercherà del riscatto contro il Canicattì nel prossimo weekend, formazione che naviga anch'essa nella parte bassa di classifica. Lo Sporting è più su, dati 3 punti conquistati contro lo Sport Palermo, però sarà sicuramente una sfida più equilibrata, e tutto dal Fincantieri